5 società, tra cui una palestra e 2 bar, sono stati sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Palermo dopo un provvedimento del GIP Riccardo Ricciardi che ha accolto la richiesta della Procura distrettuale antimafia. Nell'ambito dell'operazione Coffee Break sono state sequestrate 2 società operanti nel settore del commercio all'ingrosso di caffè, 2 bar di cui uno con annessa sala giochi e una palestra, tutti riconducibili a un palermitano pluripregiudicato, ritenuto in passato uomo di fiducia del boss Totò Riina e condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa. Le indagini dirette dal procuratore aggiunto Antonio Ingroia e dal PM Dario Scaletta hanno evidenziato che l'uomo denunciato per il reato di trasferimento fraudolento di valori ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, ha negli anni attribuito fittiziamente a propri prestanome la titolarità delle attività commerciali sequestrate, mentre nella realtà le continuava a gestire direttamente. A questo scopo ha utilizzato 11 persone denunciate per concorso in trasferimento fraudolento di valori, alcune delle quali appartenenti al proprio nucleo familiare, attribuendo loro la titolarità delle società in sequestro e facendosi assumere come semplice dipendente da una di esse. L'attività investigativa è stata resa oltremodo difficoltosa perché il responsabile, con lo scopo di impedire la riconducibilità delle società alla sua persona, non solo cambiava continuamente i soci delle medesime, ma ne chiudeva alcune per aprirne poco dopo altre. Nel corso delle indagini sono stati accertati episodi di estorsione che sarebbero attribuibili agli imprenditori in odor di mafia, significativo quello realizzato unitamente a un altro esponente della criminalità organizzata, attualmente detenuto in carcere per scontare una condanna per 416 bis, nel quale entrambi avevano imposto ad un bar di Palermo, con metodi tipici dell'intimidazione di stampo mafioso, l'acquisto di caffè commercializzato da una società sequestrata, nonostante il prodotto fosse di qualità inferiore rispetto ad altri presenti sul mercato e il prezzo non certo il più conveniente. Il ruolo di spicco quale imprenditore nel settore del caffè ricoperto dal titolare della società posta sotto sequestro è stato evidenziato da alcuni collaboratori di giustizia che lo hanno indicato come soggetto che ambiva a diventare a ogni costo il leader incontrastato nella fornitura del caffè degli esercizi commerciali di Palermo.